Antonio Marcon, nato a Marostica tanti anni fa. Ho iniziato l'attività come lavoratore, dopodiché nel 1969 ho iniziato un'attività in proprio assieme a qualche socio. L'attività era nello scantinato di casa e una stanza dell'appartamento fungeva da ufficio. Nel 2003 ci siamo trasferiti in questo sito a Marostica e abbiamo un capannone di 1100 metri quadri coperti. Maestro artigiano del Veneto. Essere sincero, non l'ho scelta io. Sono stati i figli, avendo i requisiti da poterlo fare, e abbiamo fatto però con la collaborazione sempre dell'Associazione Artigiani. Ed è andata bene, anche un orgoglio personale tutto sommato. Il passaggio generazionale non è stato facile all'inizio, un po' alla volta sono riuscito a passare ai figli e io do una mano quando è possibile e collaboro assieme. Un grazie ai figli, un grazie ai collaboratori, un grazie sincero all'Associazione Artigiani perché con loro siamo arrivati fino a qui e io direi artigiani sempre sul pezzo.